Draghi chiama Putin, gli ho chiesto di sbloccare il grano ma non ho visto spiragli di pace. Il presidente russo prima a revocare le sanzioni. Kiev ammette Mosca in vantaggio nel Donbass, più di 40 centri abitati sotto il fuoco russo, a Kharkiv almeno 7 morti, tra cui un bambino. DDL concorrenza, la maggioranza trova l'accordo sul nodo balneari, il testo atteso nell'Aula del Senato lunedì per l'approvazione. È morto a 94 anni Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e storico segretario della DC. Domani a Nusco i funerali con Mattarella. Bill Gates al TG1, prevenire le pandemie e combattere i cambiamenti climatici si può. Il fondatore di Microsoft ne parla nel suo nuovo libro. Mara Venier, 30 anni di carriera in TV, la festa domani in prima serata con una puntata speciale di Domenica in Show, tra poco in studio con noi. La festa della Roma per il trionfo in Conference League, bagno di folla nel centro della capitale per la squadra di Mourinho a bordo di un pullman scoperto tra decine di migliaia di tifosi. Buonasera dal TG1. Si è spento a 94 anni Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, a lungo segretario della Democrazia Cristiana, figura simbolo della Prima Repubblica. Tra poco andremo a Nusco, in Irpinia, suo paese natale, dove domani si terranno i funerali alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ma quella di oggi è stata un'altra giornata di scontri sul campo in Ucraina con l'avanzata dei russi nel Donbass, mentre sul fronte diplomatico il premier Draghi ha telefonato al presidente russo Putin per un confronto sulla crisi alimentare e sugli sforzi per cercare una soluzione. In diretta da Palazzo Chigi c'è Mario De Pizzo. Mario, cosa si sono detti in questa telefonata? Draghi ha chiamato Putin per sollecitare un negoziato sulla crisi alimentare, ha chiarito la posta in palio, milioni e milioni di morti, soprattutto nei paesi più poveri. Ecco perché Draghi ha chiesto a Putin di liberare il grano fermo nei porti ucraini e ha ottenuto di fatto una prima disponibilità, tanto che poi nelle prossime ore Draghi sentirà anche Zelensky. Sulle garanzie c'è molto lavoro da fare, ma c'è stato anche dell'altro. Draghi purtroppo ha chiarito che non ha visto spiragli per la pace, per un negoziato più ampio, dunque un colloquio circostanziato alla crisi alimentare. Putin ha chiesto che l'Europa rimuova le sanzioni prima di trattare, ma Draghi su questo è stato chiaro, è una proposta irricevibile per l'Italia. Dunque però si andrà avanti, ci saranno ulteriori contatti con Zelensky. Poi Putin ha anche chiarito che la Russia continuerà a fornire il gas all'Italia. Draghi su questo ha chiarito, come avviene anche per gli altri paesi europei, ad eccezione della Finlandia e della Bulgaria per un breve lasso di tempo. Ma ascoltiamo le parole del Presidente del Consiglio.